Cosa pensi di nuraghi sparasi rispetto ai nuraghi in generale? Che caratteristiche ha questo nuraghi rispetto a... Questo è un nuraghe singolare, straordinariamente diverso dagli altri. Si percepisce la sacralità del luogo dall'entrata alla Tolos. Pensare che questo sia un posto profano, con funzione militare, di fortezza, è veramente avvilente, perché qui si respira la sacralità. Purtroppo hanno chiuso la pietra, il punto apicale, da dove entrava la luce, dove entra quell'asse cosmico, che è un asse che attraversa il Tempio, che parte negli inferi, passa di qua e va al cielo. Però hanno chiuso con una pietra. Quindi pensi che sia un edificio cosmogonico, cioè quindi inferi, cielo e terra? Assolutamente. Ma qui, oltre a tutti i significati che hanno anche gli altri nuraghi, qui l'apparecchio costruttivo, la costruzione, è di una difficoltà, per chi conosce le costruzioni a secco, senza malta, di grande difficoltà, perché ha dovuto raccordare un'ellisse con un'altra ellisse, e questa eccezionalità dovrebbe far sì che questo ci ha portato non dagli archeologi che non c'entrano niente, sulla grande storia dell'architettura mediterranea. È il più grande esempio di raccordo, ma se uno entra ingenuamente, respira la sacralità, qui c'è Dio che si manifesta dall'alto, che si muove, che è ierofanico. Prima dei tuoi studi si pensava che il sistema costruttivo che tiene in piedi i nuraghi fosse la catenaria. Invece tu hai compreso, anche grazie a Santillo, la costruzione del nuraghe è molto singolare, perché per poter avanzare senza centina, senza sostegni, in modo che sia autoportante, bisogna ricorrere a una teoria difficile, cioè ragionare con un arco orizzontale. I conci vorrebbero precipitare, ma sono impedite da quelli vicini che formano un anello, una coazione, e piano piano si restringe fino a lasciare l'apertura. A lasciare un'apertura, come nel Pantheon, è difficilissimo, perché tutte le cupole tradizionali devono avere un tappo. Il tamburo di Michelangelo, il tamburo come si chiama? Filippo Brunelleschi. Se io tolgo la pietra alle cupole, crolla. Ma c'è un nuraghe no. Qui invece nel nuraghe è fatta apposta per lasciare il buco. L'arco orizzontale. E poi ricordarsi sempre che stiamo lavorando a secco, senza l'aiuto della malta, senza l'aiuto dell'attrito. Certo, c'è anche attrito, ma è un gioco di forze per scaricare il grave fino a terra. Quindi da una parte c'è la grande architettura, ma dall'altra c'è anche il grande ingegno costruttivo. Una cosa sull'ingegno costruttivo: il rapporto base-altezza delle componenti architettoniche di questo nuraghe fa in modo che la cupola sia 2 volte l'altezza della volta, cioè l'altezza della cupola è 2 volte l'altezza della volta ed è 4 volte l'altezza dell'architrave, la base. Non solo, è il rapporto credo anche... Quindi abbiamo un rapporto, sì, e infatti è il rapporto, la cosa è doppio. Quindi abbiamo un rapporto 1, 2, 4, no? Un sistema... E in più il rapporto base-altezza della cupola forma un angolo rispetto alla verticale che sono 16 gradi rispetto allo zeniti, che è la stessa altezza che il Sole raggiunge al solstizio d'estate quando passa il meridiano. Cioè, quindi in pratica abbiamo che mentre a Santa Cristina il rapporto base-altezza, Santa Cristina sembra il pozzo sacro che tu hai già visto a Santa Cristina con il professor Lebeff, allora lì il rapporto base-altezza ha un angolo di 11 gradi che è una casistica della Luna alla massima altezza della Luna. Invece in questo nuraghe abbiamo che l'angolo è la massima altezza del Sole sul corpo. Ovviamente c'era anche la Crisis Mundi, cioè gli inferi, la terra e il cielo, no? Che nell'antichità era fondamentale. Il pozzo è sicuramente un pozzo votivo. Gli archeologi pensano, sbagliando secondo noi, che
questo nuraghe nasce come fortezza, poi diventa sacro e fanno il pozzo. E invece, secondo noi, il pozzo c'è sin da allora. Anzi, la prima cosa che costruirono. Cosa aggiungi? Ma seguendo un po', c'è ancora molto da scoprire. Ad esempio, trovo singolare che in un punto particolare, che è il Rene, la pietra, che è basaltica qui. No, calcare. Arenaria, ma no. due tipi diversi di calcare. Però lì cambia colore. Sì, un diverso tipo di calcare. C'è un punto, adesso la luce non sì, è più bianca. È più bianca, sì. Quasi a sottolineare anche una diversa concezione della parte. Quindi, non perché penso mancassero le pietre. Sì. Le pietre, la Sardegna è pietra. No. È pietra, quindi non c'è problema. Cambiare il colore è un altro modo per sottolineare un cambio, c'è da studiare. Gli studi sono osteggiati dalla prepotenza dell'archeologia che non percepisce gli altri aspetti di una costruzione, che sono l'antropologia, la religione, la tecnica costruttive. Perché se noi restiamo sempre chini a guardare i fattuali, i cocci, e non alziamo qualche volta gli occhi, come si fa qua dentro a venire così? Cioè, istintivamente devi guardare in alto, da dove viene la luce, la verità, Dio. Perché il Dio del Mediterraneo è il sole, è il toro, la forza, tutto è governato dal sole e dalla femmina luna. E poi il corteo di stelle. Allora, se non si capiscono queste cose, forse sarebbe meglio mettere un portone e impedire l'entrata. Quando costruirono questa meravigliosa cupola, chiamiamola cupola, non sì, poco, perché no? Certo, perché una vera cupola. È costruita in modo diverso, ma è una cupola. Nel 1500 a.C., probabilmente era una delle più belle cupole dell'intero pianeta Terra. Sicuramente, se noi pensiamo che il pianeta Terra è il Mediterraneo, dove nascono tutte le civiltà, in questo grande lago, nascono tutte le civiltà, e il gioco forza nei movimenti su questo grande lago si sbatte contro la Sardegna. La Sardegna è crocevia e, come succede a un'isola, gli isolani prendono, rielaborano e restituiscono. Sardegna come grande laboratorio, ma il risultato di questo laboratorio è un monumento che dovrebbe apparire nella prima pagina, insieme a Paoli Latino, della storia grande dell'architettura mediterranea. Questo nuraghe, oltre ad essere cosmogonico in sé, di una bellezza architettonica eccezionale, è anche uno dei capisaldi di un allineamento dei nuraghi che è allineato lungo gli assi sostiziali alba dell'inverno, tramonto dell'estate, in cui ricadono 7 nuraghi. Oggi a Escorta, stamattina, abbiamo visto e misurato un allineamento di 4 nuraghi lungo la linea alba, estate, tramonto, inverno. Invece questa linea è alba, inverno, tramonto, estate, in complementari, nella valle di Pivaciere. Questo è un caposaldo, e qua ce ne sono 7, in pratica, dove la geometria, cioè in pratica questi lineamenti, vengono compresi attraverso l'astronomia, cioè in pratica la spiegazione di questi lineamenti, di questi chiodini lunari, uno che si vede l'altro, lungo queste linee sostanziali e essenziali, hanno un preciso significato astronomico che è matematica, è quasi palese. A Escorca stamattina, grazie a Dante, l'abbiamo ammirato in un modo evidente. Perché un allineamento? Perché è la necessità di dare un ordine, di uscire dal caos e dare dei segnali precisi, cosmici, di ordine, di razionalità, di riferimento, di appartenenza. Il territorio è marcato. Quindi il territorio è cosmizzato e nello stesso tempo viene cosmizzato anche il tempo, che sono le due grandi categorie che l'uomo primitivo cerca di razionalizzare, lo spazio e il tempo. Quando l'uomo riesce a raggiungere questo ordine, si sente più sicuro, perché è stato capace di ricreare l'ordine divino, così in cielo, così in terra. E tu in un tuo libro, e mi riferisco al tuo secondo, terzo libro,
hai adottato un sistema interpretativo per spiegarti questi allineamenti che caratterizzano tutta la Sardegna, Ischia e Scocca, tutta la Sardegna sono solcati da qui. E infatti tu utilizzi il termine che questi allineamenti quasi sono come dei solchi sul territorio. Perché? Perché anticipi quasi quando nascono le città romane, etrusche, che fare quando nasce l'altro? Tu assolti il confine dell'Epomeno e invece che Nuraghi, il sistema precedente, è come a solcarsi del territorio, no? Cosa c'è? Perfetto. Il territorio è solcato. Una città si solca, si delimitano e quando si delimitano si fissano punti cardinali. Ecco di nuovo l'ordine cosmico che viene in aiuto a razionalizzare il territorio. La parola solcare vuol dire prendere possesso della terra, entrare nella terra e farla tua. Anche se questo era precedente, comunque ci sta bene assolutamente. Sì, la parola bella, solcare. E questo è un punto del solco. Anzi, questa è una porta di quella solcare, la porta per il tramonto. Se vogliamo. Che ovviamente qua convergono non solo allineamenti, qua convergono anche allineamenti solari e lunari. Perché? Perché, come dicevo stamattina, anche se poi non mi ha registrato, mentre quando avevi l'intuizione se i lunari ripetessero dei disegni astronomici caratteristici della civiltà maya, l'idea di fondo del principio era quella, poi trovai invece che il sistema nuragico è completamente immerso nel megalitismo occidentale, dove è l'unario di riferimento, quello che si vede il principale, e sono tanti questi, invece nel mondo maya c'è un centro e tante periferie, invece qua è un unario di omone, no? E gli altri come osservazione. Cioè, questo si capisce facilmente dalla straordinarietà dell'impegno costruttivo del nuraghe di riferimento. Cioè dove il sole proprio si immergeva e da cui sorgeva. Non so se questo è un nuraghe da cui il sole proprio tramonta sopra oggi, visto da Nuedes, e vi tramonta anche con la luna. Questo è un nuraghe dove il sole andava, diciamo, a dormire, a immergersi nella terra. Questo è il mio nipote.